Salve a tutti, condividete e fate girare. Questo è il mio pensiero per quello che si sta verificando con il nuovo governo. Io vi ho sempre detto che non ho mai sopportato la politica, non mi è andata mai a genio, non ho mai parteggiato per nessuno e continuerò a farlo finché avrò vita, perché sono sempre uguali. Tutto quello promesso in campagna elettorale, l'unica cosa che stanno portando avanti, che per loro è diventato un qualcosa di, ma non lo so come definire, di atroce, è il reddito di cittadinanza. Cioè, non vedendo tutte le altre problematiche reali, si sono fissati sul reddito di cittadinanza e sulla fascia più debole. Allora io voglio dire, caro nuovo governo, che ci sono i furbetti, io non lo metto in dubbio e sono il primo a negarli e a chiedere maggiori controlli, ma che ci stanno anche famiglie veramente bisognose. Bisogna aprire un attimino gli occhi a guardare, perché se c'è chi ruba il reddito di cittadinanza, e allora dico va tolto, ma va tolta anche la pensione a chi è finto invalido, va tolto il lavoro a chi la mattina va a timbrare il cartellino e va a fare i fatti suoi, vanno abbassati gli stipendi a voi politici perché sono molto alti. Poi ho letto da qualche parte che con l'abolizione del reddito si andranno a risparmiare circa 700-800 milioni di euro, ma basterebbe una fornitura in meno a sostenere la guerra in Ucraina per recuperare quella somma e molto di più. Però purtroppo voi siete abituati a far litigare il popolo l'uno contro gli altri perché non devono vedere quello che fate voi. Allora io direi la pensione che bisognava aumentare, che voi avete in campagna elettorale promesso, non è arrivato niente, i soliti 10-20 euro. Per la rottamazione fiscale si sta parlando solo adesso di abolire le cartelle al di sotto dei 1.000 euro e non più sconti sulle cartelle che superano i 3.000 euro. Quello che state portando avanti è solo per togliere voti, secondo il mio parere, ad un altro partito. Allora, le cose da fare, io ve le suggerisco, lo so che è inutile, però io ve lo dico lo stesso. Fate aumentare gli stipendi alle persone che lavorano, abbassate le tasse perché altrimenti il lavoro non si troverà mai. La fascia debole esiste e dopo il Covid molte aziende hanno chiuso a causa delle tassazioni altissime. Pertanto vi invito ad aprire gli occhi e a guardare avanti, a far funzionare una misura che esiste in tutta Europa e funziona alla perfezione. Quindi se in Italia non funziona, non è per coloro che lo percepiscono, siete voi governo che non siete in grado di farlo funzionare.